Quando vado a cliccare per aprire... Buonasera a tutti e benvenuti. Perché sento parlare sotto? Buonasera a tutti, dicevo, e benvenuti a questa puntata speciale di La Poesia e Musica, la musica e poesia, trasmessa sulle piattaforme di Officina Mediterranea, YouTube e Facebook, e oggi in particolare, quindi in special modo, nelle piattaforme social Facebook e YouTube di Milena Bonvissuto e della nostra Anna Valente. Benvenute signore. Buonasera, buonasera. Ciao. Questa poesia, sono già entrato io nel contest. Questa è una puntata speciale che riguarda il contest che è stato fatto in collaborazione con l'Epoca Culturale, che salutiamo, un contest speciale dedicato alla festa della mamma, quindi per tutte le poesie che sono arrivate sulla pagina ufficiale di questa associazione, diciamo, e siamo stati veramente contenti di fare questa cosa insieme, perché, come diciamo sempre, la collaborazione aiuta a diffondere, diciamo, la cultura rispetto a una singola persona, ma tanto più che Milena Bonvissuto sta collaborando con Officina Mediterranea, perché fa parte della giuria della sezione stampa e web dei nostri festival che stiamo facendo per il 2026, quindi a iniziare da quello di Melfi Lagopesole, che è dedicata all'inclusione, allo sport e al tema sociale di Federico II, a quello di Foggia che riguarda la scienza, a quello di Napoli, uno dei nuovi usciti, che è proprio dal titolo Partenope Noir, o Partenope Noir dovrebbe dirsi se non sbaglio, è dedicata al mistero, alla magia, se vogliamo, perché no? Perché Napoli poi è la città magica per eccellenza, quindi al thriller psicologico, al giallo, quindi esoterismo, tutta una serie, insomma, di tematiche molto particolari. In aggiunta, l'ultimo arrivato, e questo qui che ve lo faccio vedere soltanto un attimo, è questo di Alba Adriatica, dove ci sarà anche la musica e come tema particolare il Mediterraneo, inteso proprio come concetto universale, quindi anche questo è abbastanza particolare. E oltre a questo si aggiungerà poi verso settembre l'ultima tappa, che è quella che è di Matera. Ora, io prima di lasciarvi un attimo la conduzione alle signore, dedico un mio pensiero a una poesia che avevo scritto anch'io per il contest, ma l'ho fatta quasi per gioco. Ho visto che poi è arrivato qualche like, anche più di qualcuno, quindi mi ha fatto piacere. È una poesia che io avevo pensato inizialmente di fare, no? Come si faceva una volta, vedi mamma, in maniera verticale fai M come, A come, M come. E mi è uscita questa cosa che poi mi è piaciuta, proprio creare un filo logico tra le varie parole. Si intitola semplicemente Mamma. Marea che avvolge, amore indelebile, memoria silente, mi abiti, anima eccelsa. Questa è una cosa che ho voluto dedicare a tutte le mamme che sono in ascolto. E adesso, prima di lasciare la conduzione alle signore, mando la sigla e subito dopo la sigla cominciamo con il contest.
Sei nata senza nome e non riesci a sentire. Quando ti chiamo vieni per ti far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola, e abbracci stai lenzuola. Ninna nanna resto io ma cade scorrere in la cara quando non riesci a dormire. Bene, microfono. Buonasera cari amici e ben trovati. Ringraziamo Officina Mediterranea per ospitarci anche nei suoi canali per un contest, come ha detto Donato, di unione tra il giornale culturale L'Epoca Culturale, autori in live e anche in conduzione con la pagina di recensioni di Anna Valente. Quindi Anna, benvenuta anche a te. Buonasera Milena, benvenuto a te, grazie per questa bellissima esperienza, un po' nuova per me, però comunque ringraziamo Epoca Culturale per questa opportunità e l'Officina Mediterranea per ospitarci. Certo, vabbè, tu sei a casa tua, io sono al 50% un ospite, ma insomma, però le cose belle si fanno insieme quando si trova la sinergia giusta. Il nostro contest, Anna, vive la mamma, io leggo una poesia di Aldo Merini e poi lasciare spazio a te e agli ospiti che entreranno uno alla volta. Allora, questa poesia si chiama, è di Alda Merini e dice: sorridi donna, sorridi sempre alla vita, anche se lei non sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito di ali, un raggio di sole per tutti. Beh, Alda Merini, insomma, sa toccare bene le corde. A te, Anna. Allora, io dico solo un pensiero che la mia mamma negli ultimi tempi, prima che se ne andasse via, almeno 9 anni fa, diceva spesso: tu lo vedi questo cielo com'è triste ultimamente? Mi dicevi spesso negli ultimi tempi. Se tu potessi vederlo adesso, mamma, è uguale a te, piange senza lacrime. Mi manca tanto poter dire auguri, mamma, ti amo. Benissimo, abbiamo dato anche noi il nostro contributo, quindi dalla regia la prima ospite. Ciao Valentina, ben trovata anche tu su Officina Mediterranea e tutti gli altri canali. Buonasera. Ciao Valentina. Grazie per questo invito, grazie Milena, Anna, a Epoca Culturale e al signor Donato. Buonasera a tutti. Grazie a te Valentina. Milena, allora... È bello ritrovarvi. Anche per noi. Prego. Vai Anna, vai. Dicevo, Valentina è super impegnata, mi ha detto, quindi una cosa molto veloce, vogliamo che lei ci legga il suo pensiero per la festa della mamma, ecco. Io volevo innanzitutto dire che è molto bello ogni tanto partecipare a questi contest. Sono state numerose le iniziative che io poi ho avuto modo di conoscere sul tuo profilo, Milena, quindi ogni tanto sbircio per vedere se c'è qualche nuovo contest e vedo che sono ben accettati, partecipano tante persone, tanti scrittori, tanti poeti, quindi complimenti. E, vabbè, innanzitutto volevo fare un augurio in ritardo a tutte le mamme, a voi che siete mamme, spero insomma abbiate passato una bella giornata domenica. La mia è, ma più che una poesia, è una frase che io ho voluto dedicare alla mia mamma perché io sto attraversando un momento un pochino particolare e grazie alla mia mamma, insomma, mi sta dando tanta forza. Mamma, sei l'abbraccio silenzioso che accompagna ogni ferita, ogni mia caduta, ogni sconfitta. È dai tuoi occhi che ho imparato la forza di rialzarmi e ripartire sempre. Quindi da figlia ringrazio mia mamma e tutte le mamme. Grazie Valentina, sei sempre molto cara a noi, quindi ci aggiorneremo in questi giorni. Ciao Vale. Buona live, vi seguirò appena posso. Grazie per l'invito.
Buon lavoro. Ciao. Grazie. Sempre cara la nostra Valentina La Battaglia. Certo, certo. Ed ecco, Maria Mollo è una delle prime autrici, Anna, che io ho conosciuto quando ho iniziato a fare le live, quindi sono contenta che partecipa sempre ai nostri contest. Vai. Buonasera, grazie per l'invito, veramente molto gradito e complimenti per il vostro operato. E vado subito alla mia poesia. Il titolo è Vecchia, ma in realtà la mia mamma non è mai stata vecchia, perché la mia è stata una mamma senza rughe, è morta giovane, quindi mi sono chiesta se fosse vecchia, anzi è un desiderio che avrei voluto, cioè avrei voluto che mamma fosse vecchia in casa mia e accudirla con tutto l'amore possibile, no? E così mi sono inventata questa, come dire, come se fosse vero, è un'invenzione, ma ripeto, la mia è stata una mamma senza ruga, vecchia. Mi alzo piano per non interrompere il dolce sogno dietro i tuoi occhi chiusi e l'aurora mi investe di rosa striato d'azzurro. Sonnecchi, il capo tendennante a portare pesi e fatiche e mi accorgo che avrei voluto legare il tempo. Accarezzo i tuoi canuti capelli e senza far rumore lascio le tue mani, bacio le tue mani scarne, la tua pelle tra le rughe. Abbracciami ancora, mamma, la mia mamma vecchia. Scusate l'emozione. Beh, ci sta, no? Beh, hai fatto emozionare anche noi, perché insomma purtroppo anche noi non abbiamo più le nostre mamme. Grazie Maria. Grazie a voi. Buon proseguo. Grazie. Ciao. Ciao. E Anna, queste poesie insomma toccano profondamente. Anna è andata via. Sono sempre qui. Sei sempre qua. Sempre qui. Buonasera. Allora, dicevamo, toccano Anna queste poesie, no? Sì, poi comunque soprattutto perché la mamma non ce l'ha più. Poi comunque, come si chiama? La mamma è sempre la mamma, no? Anche la mia, io sono un po' più grande di te, anche alla mia età comunque a volte vorrei prendere il telefono e dire mamma, solo per dire a me mamma, ed è importante, quindi chi lo può fare lo faccia ancora e di dire anche ti voglio bene, che non è mai perso. Ciao Giovanna, buonasera. Ciao, grazie per l'iniziativa e per avermi invitato. Buon pomeriggio a tutti, anche se ho la voce un po' da cornacchia, sono stata con la tosse. Volevo leggere la mia poesia. Beh, mia madre ha vissuto fino a 95 anni, è stata fortunata. Carissima mamma, per te ero la piccolina, anche da adulta, un riferimento nei momenti di sconforto, nelle gioie e soddisfazione. Ci manchi molto, mamma, e resterai sempre nel nostro cuore. Grazie. Beh, le mamme hanno sempre un posto in prima fila, ovunque e dovunque. Grazie Giovanna. Ciao, grazie. Esco. Ah, dove esco? Cristina Monteburini, la nostra... Microfono. Non funziona il microfono. Allora, Cristina Monteburini, non funziona il microfono, però teniamola, la poesia la leggo io. Sì. Vorrei, mamma, incontrarti fra 100.000 anni ancora, anche quando il tempo si ferma. Elena si è bloccata. Perché mamma sono uniti d'amore a mia madre. Questa è la poesia di Cristina Monteburini. Cristina, spero di averla letta bene. Grazie Cristina, grazie. Grazie Cristina. Beh Anna, oggi è una puntata un po' tosta, no? Di solito noi siamo abituati a farle, però Donato, sei comparso, che succede? Sì, sono comparso perché evidentemente qualcuno, più di qualcuna, mi sta scrivendo che ha dei problemi per connettersi
E io nel frattempo approfitterei per mandare il video che ci è arrivato di Giovanna Consolo, perché sapeva già di non poter partecipare, e poi andate avanti voi, appena arrivano le altre li metto sullo schermo. Facciamo così? Sì, allora Donato, purtroppo questo problema oggi StreamYard lo fa. Chiedo un codice, il codice viene mandato nell'email, così magari riesci a dirlo ai nostri ospiti. Donato? No, però il codice, attenzione, il codice lo manda a quelli che organizzano gli StreamYard. Di solito a chi si collega così non viene chiesto il codice, cioè al massimo ti chiede di entrare con Facebook o YouTube. E poi ti chiede la password. La password è un codice di 6 cifre. Nuova regola. Ok. Io non posso aiutarvi in questo. Dovrebbero guardare allora la mail. Allora, sì, io vado avanti con il video, poi vediamo che succede. Sì. Va bene. Buonasera a tutti. Allora, questi miei piccoli versi, questa filastrocca, sono stati scritti pensando così con gli occhi dei bambini che sognano spesso in grande e poi sono capaci di piccoli gesti pieni di emozioni. Eccoli. Vorrei regalarti le cose più belle, il cielo, la luna, il sole, le stelle. Vorrei regalarteli, però non si può. E allora ho deciso. Un abbraccio ti do. Grazie e buona serata. Bellissimo, bellissimo, dai. Molto bello. Milena, cosa c'è di più bello di un abbraccio? Beh, Anna, nell'abbraccio si trovano a volte anche delle risposte, no? Certo, certo. Intanto ricordiamo a chi ci sta ascoltando che noi collaboriamo con Epoca Culturale da ormai quasi 2 anni, si creano articoli, si fa sinergia, si fanno delle live e tra l'altro si collabora insieme ad altre realtà, quindi insomma chi fosse interessato a seguire, mi raccomando, cercate l'Epoca Culturale sia su Facebook che su Instagram e per breve anche sugli altri social. Quindi Milena, aspettiamo. Dimmi Anna. Giovanna Santerstiero o Gio Santerstiero non poteva essere presente, me l'ha detto per lavoro. Se ti va posso leggere io il suo pensiero? Certo. Allora, mamma, sei stata creata con miele e luce dorata, hai il profumo dell'alba e la forza del mare. Sei radice e guida, nel tuo sguardo il mondo torna innocente. Beh, Gio ci dona sempre dei versi molto profondi. Intanto salutiamo un po' di persone. Valentina La Battaglia che è stata con noi, Maria Assunta De Carolis, Giovanna Di Stefano che è stata con noi, Saverio Donofrio, Elisabetta Ian che ha partecipato credo anche lei al contest, Maria Mollo, gli altri vediamo quali erano. Elisabetta sì, Maurizio Vitali, Tatiana Testa che poi sarebbe la vincitrice ma non... Tatiana Testa che ha vinto la copertina, quindi aspettiamo. Intanto aspettiamo anche le direttive di Donato. Anna, esprimere i propri sentimenti attraverso un contest può essere... Allora, chiedo scusa solo un attimo perché c'è Elisabetta Iannascoli che ci scrive: vi vedo e vi sento, quindi credo che sia collegata. Nel momento in cui tu ci vedi e ci senti, vai giù sulla schermata e devi fare entra perché altrimenti non ti vediamo. Donato, sei in diretta. Sì, infatti. Sto parlando in diretta, infatti. Stai parlando in diretta, ok. Sì, ho voluto avvisare Elisabetta Iannascoli. Scusate se sono intervenuto, ma... Allora, Anna, dicevamo, scrivere in alcuni versi, soprattutto in un contest, le proprie emozioni, può rendere più facile la cosa? Ma io credo che sia un modo per... la scrittura è terapeutica, lo diciamo sempre, è come se fosse un modo per, in un certo senso, anche per esternare il dolore, no? Quindi dolore, l'amore, un sentimento, no? A volte ci sia bisogno di raccontarlo al mondo quello che stiamo provando.
Quindi ecco, un conte su una frase, perché non c'è bisogno di scrivere un libro, anche una frase può esprimere l'emozione del momento. Quindi dare l'opportunità a quelle persone di scrivere un pensiero, a volte se ne può dare, è un piccolo dono che fa piacere alla gente, no? Quindi ben venga Milena, ben venga quello che si fa, ben venga quello che fai tu, quello che io faccio con te, quello che fa anche Donato e altri operatori come noi che si cercano di dare un po' di spazio a tutti. Poi è bello, insomma, il fatto che si uniscono le forze tra le pagine e i salotti letterari, no? Perché alla fine gli autori sono tanti, magari alcuni non arrivano nei nostri canali, quindi ci può essere anche un interscambio, no? La cosa importante per noi autori. Massimo Maddeo, buonasera Massimo, buonasera, grazie. Sì, è anche questo appunto, questa iniziativa di scambiarci, ecco, con la pagina di Officina Mediterranea comunque è molto importante, perché anche qui ci sono tantissimi autori che io spesso seguo e sono persone che vale la pena ascoltare. Tu Anne, da un po' che sei con Officina Mediterranea, no? Sì, da qualche anno, sì. Questo conto è un piccolo scrigno di memoria e sentimento. Le mamme non si celebrano solo un giorno, si portano il cuore in ogni istante. Hai ragione. Davvero, sì. Allora Anna, io leggo un po' i nomi di tutte le persone che hanno partecipato. Quindi Cristina Monteburini, Emanuela Rotiri, Concetta Violante, Roberta Alberti, Maria Mollo, Esuvia Di Cicala, Sofia Ruta, Paola Corrado, Elisabetta Ianna, Andrea Ansevini, Angela Caputo, Tatiana Testa, Angela Silvestri, Angela Fragapane, Anna Maria Pagliei, la maestra Gio, Roberto Di Salvatore, Cristoforo De Vivo, Maria Teresa Cogunda, Valentina La Battaglia, Jason Giassiena, Luisa Colombo. Sì. Vai. Leggi Anna, leggi. Attraverso i racconti e pensieri emerge la forza più antica del mondo, quella di una madre. Complimenti a tutti i partecipanti per aver trasformato i ricordi in arte. Grazie Dario, grazie davvero. Salutiamo anche Massimiliano che è passato a salutarci, come sempre Massimiliano non manca mai. Ciao Max. Ci segue stasera Max ha una puntata stasera molto interessante. Sì, sì. E Milena, come dicevamo? Allora, io voglio leggere, Anna, il pensiero di Concetta Violante che non riesce mai a collegarsi nemmeno con i nostri canali. Quindi Concetta Violante e la sua poesia. La mamma mia ha amata più di tanto la vita che ha creato, ma solo i suoi occhi stupiti, spalancati come stelle nel cielo scuro della sera, parlano per non disturbare. Beh, Concetta ci delizia sempre dei suoi versi, no? Concetta è una donna molto delicata, poi una cosa bella di Concetta è forse che può insegnare a noi, forse che siamo un po' più giovani, una cosa molto bella, l'educazione. Lei ringrazia sempre, anche per un mi piace, lei ti ringrazia. Quindi è quelle persone sempre presenti, sempre lì ad accorgersi anche dei piccoli gesti che fanno gli altri. Penso che ecco, lei purtroppo non può essere live perché non riesce a connettersi, ma avrebbe tantissimo da insegnare a parecchi di noi comunque. Molto umile, devo dire, una donna intelligente e molto umile. Leggo Anna, anche quella di Roberto Di Salvatore, che insomma lui scrive fantasy e il fatto che si cimenta in delle poesie, questo ci fa onore perché possiamo dirlo di averlo scoperto noi, no? Sì, è una nostra creatura. È una nostra creatura. Quindi leggo il pensiero di Roberto Di Salvatore. Il cielo è ora popolato da infiniti angeli, eppure so che saprai accudirli con la stessa sconfinata tenerezza che hai donato a me, che continuerai a scaldarmi per sempre. Auguri mamma, che il mio pensiero ti raggiunga ovunque tu sia, sospesa tra le vette più alte dell'azzurro. Insomma, se l'è cavata anche il nostro Roberto. Certo, anzi, e vabbè, lui è passato, vedi, a Cielo, agli angeli, perché è un autore a fantasy, la sua fantasia viaggia un po' più lontano dagli altri. Mi spiace che stasera qualcuno non riesce a connettersi, ad entrare nel link. Matteo Lombardi. Leggo, Milli? Sì.
Complimenti, c'è qualcosa di eterno nelle parole dedicate a una mamma. Questo contesto lo dimostra, quando si scrive d'amore vero, nessuna emozione invecchia mai. Vero Matteo? Le mamme non invecchiano, è vero, le madri sono etere, al di là dell'età in cui ci sono, non ci sono, ci hanno lasciato, le mamme quelle vere, no? Quelle che amano. Ciao Angela, quelle Ciao, che amano. scusate la Miss casalinga. Cioè, allora, diciamo che voi due giocate in casa, giustamente, quindi Anna, a te gli onori in casa. Ciao Angela, buonasera. Angela è una mamma. Si sente? Una mamma sì, si vede anche. Allora, sono qua con Azzurra. Azzurra porta il nome della protagonista di mio libro. Esatto, esatto. E anche Davide. Davide, ciao, bellissimo. Saluta Davide, ciao. Ciao Davide. Angela, vuoi leggerci questo tuo pensiero? In modo litigano per un libro, vedi, non litighiamo solo noi per i libri, anche loro, vedi, litigano per un libro, li sto crescendo bene, dai. Allora Anna, capiamo che in questo momento c'è un po' di caos, ma si capisce, però se puoi leggersi la tua poesia. Sì Angela, sì, in modo che così... Aspetta, metto il ciuccio così si calma un po', eccoci qua. Intanto salutiamo Gerardo La Cava. Vai. Angela, mi ci Sì. senti? Allora, Sì, leggici il tuo poesia, la tua poesia, ecco, per la mamma. Allora, io avevo scritto una poesia dedicata appunto alla mamma, mettendolo proprio la parola mamma proprio alla fine nel contest, perché secondo me un po' siamo noi donne che ci mettiamo un po' alla fine. Prima mettiamo i figli, il loro sostentamento, la loro priorità, perché per noi sono prioritari loro, e poi alla fine mamma l'ho messo proprio apposta alla fine. Non ho qui davanti la poesia perché non ce l'ho qui sotto mano, però era giusto per spiegarvi per quale motivo avevo proprio scelto di proposito di mettere la parola mamma alla fine, che non è un voler sottovalutare la mamma, ma far capire che la mamma, purtroppo la donna, è come se volesse mettersi un po' in disparte. Prima viene la famiglia, prima vengono i figli e poi alla fine virgola mamma, e chiudo proprio con la parola mamma. Angela, se vuoi la leggo io. Sì, grazie Milena, grazie. Nei pensieri cammina al mio fianco, anche quando dormo, sotto la pioggia non mi bagno. Se mi tieni la mano non avrò mai fame, se mi nutri col tuo amore, mamma. Beh, Anna. Abbiamo detto tutto. Abbiamo detto tutto. Sì, e se posso aggiungere un'ultima cosa riguardo alle mie scelte di maternità. Questo è un episodio che difficilmente racconto. Quando io sono rimasta incinta dei gemellini, non sapevo che erano gemelli ancora, ero prossima a prepararmi per studiare nel periodo natalizio per un concorso. Ho scoperto il test positivo. Allora ho chiuso i libri, ho chiuso tutto, ho detto a mio marito: non è più il caso, voglio dare la precedenza al bambino o bambina. Quando poi ho scoperto che erano due, ho detto ho fatto bene perché i piani di Dio noi non li possiamo conoscere. Evidentemente Dio aveva in serbo per me altre cose e sono contenta della scelta che ho fatto, che ho rinunciato a quel concorso per i miei figli. Complimenti Angela. Comunque Angela non ha, diciamo che i figli sono, come si suol dire, un dono, e divenire madre credo che sia la cosa più bella per una donna, soprattutto quando c'è tanta serenità nelle famiglie. Sì, io ho avuto il sostegno di mio marito in tutto, mi ha detto fai le tue scelte, se vuoi continuare a studiare io ti aiuto, però poi dal momento che nell'ecografia sono usciti 2 bambini non ce la facevo, ho avuto una gravidanza difficile. Per il momento ho congelato questa cosa, posso sempre rifarlo più avanti, loro cresceranno, nel frattempo faccio punteggio con l'insegnamento e poi più avanti si vedrà, insomma, ecco. Però adesso ci sono loro sul mio treno, poi più avanti si vedrà il treno famoso di Dormimondo, no? Ecco perché penso anche a te tante volte, ecco.
pensa anche a te. La formata. Angela, come dice mia figlia e tutte le figlie del mondo, le mamme non invecchiano mai. È vero, è vero, è vero. Andiamo avanti, Angela, scusaci, ma dobbiamo fare... Grazie di tutto. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao, Angela. Ciao. E Anna, leggiamo Tiziana Gentile, ha tolto, eccola qua. Le mamme sono il primo rifugio, il primo sorriso, la prima voce che si insegna al mondo. Bellissimo vedere tanta sensibilità riunita in un unico contesto. Tiziana Gentile, grazie a te. Grazie per questo. Gentile, il suo nome è il tutto. Veronica. Vai Anna. Allora, buonasera dalla Puglia. Ogni opera una carezza scritta, un viaggio dentro affetti, assenze, abbracci, gratitudine. La festa della mamma diventa così poesia collettiva. Veronica Giannuzzi. Grazie Veronica, grazie per questo pensiero. Leggi tu cosa ha scritto Max. Siete proprio brave. Comincio a sentire odore di concorrenza. Vai, Max, Max. Concorriamo, concorrenza, complottiamo, tutto insieme. Vai. Elisabetta, ci dispiace, dice bellissima iniziativa, anche se purtroppo non riesco ad entrare. Ci dispiace allora, tanto. Tranquilla, la cerchiamo e la leggiamo. Anna, ma se tu vuoi leggerne qualcuna? Sì, perché io penso che molti... Ecco, questa di Elisabetta l'ho trovata, se ti va. Ok, leggila tu, anche perché oggi ho un occhio che non il tuo occhio sta facendo capricci. Sì. Vai. Forse non ho saputo amarti, o forse ti amavo troppo, ed ora non sopporto di non poter parlare ancora con te. Forse non ho mai saputo dimostrarti, o forse avrei avuto bisogno che mi prendessi per mano. Poi, come per incanto nei momenti miei duri, tu c'eri, e ho sentito il tuo amore e la tua pena per me. I silenzi sono diventate parole. Il buio si è riempito di stelle, e il calore mi ha avvolto. Grazie, mamma, per essere stata tu. Beh, Elisabetta, penso è un po' il pensiero di tutti i figli, no? Sembra che non ci siamo mai completi con queste mamme. E poi abbiamo scoperto che in realtà ci amavano in silenzio, ma ci hanno amato forse troppo anche. Sì. Allora, passano tanti messaggi. Silvio, attenti. Ciao da Campobasso. Gli altri non li ho visti, non li vedo. Ecco qua, Elisabetta Ian, grazie mille, grazie a te per aver partecipato. Laura Milani, dolcissima e emozionante nella sua semplicità la poesia di Giovanni Consolo. Vedo, abbiamo Giovanna Consolo. Non so se non entra, magari poi la leggiamo noi. No, Giovanna era l'insegnante, la maestra Giovanni. Sì, la Giovanna, hai ragione. Allora, non so se Paola Corradi entrerà, però che dice Anna? La leggiamo? Sì, vuoi che legga io o leggi tu? Vai tu, vai. E poi casomai leggiamo anche quella di Sofia a questo punto e va bene. Allora, mi basterebbe anche un solo minuto per essere ancora illuminata dal tuo sorriso, ascoltare la tua dolce voce, stringere di nuovo la tua rugosa mano, un solo minuto per alleviare il mio dolore, mamma. Paola Corradi. Complimenti Paola. Sappiamo la penna di Paola è abbastanza gentile ma vera, quindi belle parole davvero. E la fortuna nostra, Anna, è quella di non dover scegliere chi vincerà la copertina. Quest'anno abbiamo fatto in modo che insomma la copertina la vincesse solo una persona, però non abbiamo dato né il secondo né il terzo posto perché appunto c'era la difficoltà nel trovare il vincitore, perché appunto quando si parla di mamme credo che i vincitori non ce ne debbano essere, no? No, l'amore non dovrebbe fare concorrenza, però scusatemi se dico qualcosa, non è fuori posto, è la parola amore, come abbiamo detto, non è concorrenza, rispondendo a quello che il nostro amico Max, che noi conosciamo e sappiamo che è senza cattiveria tutto ciò che lui ci dice, perché ecco, anche quello che stiamo facendo in questo momento si può chiamare amore, quindi non è concorrenza, è darsi la mano una con gli altri, che siamo donne, che siamo uomini, e darci, ecco, in modo per conoscerci un po' tutti con i nostri pensieri. Un saluto da Siracusa, insomma, bellissimo. Quindi dalla Sicilia intera mi associo io anche ai saluti di Gianluca. Bianca Polino, buon pomeriggio. Bianca ha partecipato
No, Bianca non ha partecipato purtroppo. Bianca però ci segue in tutte le nostre live. Allora, Anna, Sofia Ruta, leggila perché non credo possa entrare. Prima leggiamo Silvio che dice: in tempi veloci e rumorosi, fermarsi e scrivere per una madre è quasi un atto rivoluzionario ed è bellissimo. Hai ragione. Vero Silvio, vero. Allora, ecco la nota di Sofia. Strano questo inizio di maggio che ti porta così lontano e mi avvicina sempre più a te. Freddo come l'inverno, caldo come l'estate. Maggio è il mese del sorriso e del pianto. Maggio è il mese che più di tutti profuma di te. Meno male che non abbiamo dovuto scegliere noi, Milena. No, no, assolutamente. Allora, a quanto pare anche Andrea Ansevini non c'è, credo che sia al lavoro, quindi la leggo io quella di Andrea. Certo. Anzi, leggi prima quello che scrive Stefano. Questo contest non premia solo il talento, ma anche il coraggio di aprire il cuore. E il cuore, quando parla di mamma, trova sempre la strada giusta. Concordo in pieno, Stefano, concordiamo in pieno. Grazie Stefano. Poi Stefano Amato, insomma, un cognome che già dice tutto. Andrea Ansevini. Mamma, sei la forza che mi rialza, la voce che mi guida, il cuore che non smette mai di credermi. In ogni mio passo c'è il tuo amore. Beh, Anna, un po' si somigliano tutte queste poesie, no? Perché sono tutte fatte d'amore, Milena. L'amore in fondo è unico ma si somiglia. Amare è qualcosa che, come ho detto prima, può unire tanto, anche i nostri pensieri, no? Quindi qui ci sono ancora altre persone che non so se... Allora, Anna, leggi la vincitrice della copertina di Epoca Culturale, Tatiana Tessa. Certo, a me stessa che ho costruito ogni passo senza chiedere sostegno. Nei miei figli riconosco la mia forza più alta e il modo di restare nel mondo. Questo significa essere mamma, quindi ecco, questo è essere mamma. Allora, ce n'è una lunghissima. Allora, il contest aveva le 30 parole, non 30 righe, però la leggiamo ugualmente perché, insomma, ha partecipato. Angela Silvestre. Mamma per sempre. Oggi i tuoi silenzi, la tua assenza ancora di più sento. Vorrei gioire con te per la nascita di Sofia Anna e da Atena. Vorrei tornare ai giorni felici, agli innumerevoli caffè, alle tue incredibili amicizie senza limite di età, dai 90 anni di Teresa ai 4 di Giada, alle antiche canzoni napoletane in musicassette, ai sofferenti psichici, tuoi figli del cuore. E poi finalmente incontrarti senza limiti di spazio e tempo, senza pesi sul cuore per ritrovare il futuro che non avevi sognato. Beh, anche questa, Anna, questa vedi, è come avrei potuto scriverla anche io, una poesia del genere. Angela Silvestre, ecco, è arrivata e noi abbiamo letto la sua poesia. Milena, senti, ma sai che cosa? Penso che l'incomprensione che a volte ci può essere fra genitore e figlio è una cosa che si condivide in genere, i figli condividono con però anche la mancanza di una madre, no? Di una madre presente, perché purtroppo ci sono pure madri che non sono presenti, ma questo non è il momento di parlarne, non è il luogo. Di una madre presente, anche quella è una cosa che possiamo condividere. Ecco, quando quella mamma non c'è più, i vuoti si sentono, no? Tu lo senti nella tua casa come io lo sento e come noi lo sentono tante persone, no? Quindi diciamo che questo contest è come se fosse stato un modo per sentirci tutti figli, tutti fratelli, tutti figli di una mamma, delle nostre mamme. Quindi diciamo che un po' ci siamo tutti insieme come una sola famiglia, almeno per un giorno siamo tutti uguali. Tutti insieme, senza litigare. Poi Anna, io l'ho scritto sul mio profilo, no? Si finisce di essere figli quando la casa dei genitori si chiude. Mamma e papà sono due parole che poi non si diranno più. Quindi si diventa orfani. Dovremmo capire questo. Sì, allora, c'è una poesia, continuiamo Anna. Angela Faragabane, vai. Sto cercando un attimo questa di Angela.
Intanto se mentre tu cerchi Donato Manta i commenti li leggiamo. Antonio Giordano, buonasera da Salerno. Buonasera a te Antonio. Okay. Angela Silvestri, buonasera. Ok, aspetta Anna. Fabio, saluti da Matera, tra nostalgia, amore e memoria, queste opere ricordano che la figura materna resta una delle poesie più grandi mai scritte dalla vita. Beh, anche questi pensieri, Anna, sono poesia. Certo, ma è tutto poesia, tutto poesia. Allora, a mia madre sostegno, Angela Fragapane, a mia madre sostegno del mio cuore, rimprovero quella forza che mi ha donato, scudo certo, ma quanti abbracci ci siamo perse, e ora te lo dico, tutti, e il tuo sorriso è grande come le stelle nell'universo infinito. Sì, sì, Angela, è così. Le mamme sono, ecco, Beh, noi abbiamo conosciuto Angela e sappiamo la sua visione della vita. Allora Tatiana Testa, vai. Purtroppo non sono potuta entrare in live causa bimbi rumorosi in casa. Vi ringrazio tanto. Il pensiero che ho scritto è dedicato a me che sono mamma senza aver mai avuto un esempio a quale fare riferimento. Fortunato chi ha potuto dedicare quelle parole d'amore a una madre presente fisicamente o nel cuore. Tatiana, sei la mamma, sei mamma. Va bene così, sei riuscita a dare amore nonostante forse non te lo abbiano insegnato, ma va bene così. Forse ne hai saputo dare ancora di più. Sì, Milena, senti. Allora, un'altra poesia. C'è Manuela Rotini. Anna, vai. Leggo questa di Manuela. Aspetta, allora, Bianca Polina avevo già letto quando ho scritto da Tatiana e l'ho trovata bellissima, sì. Allora Anna, io leggo Anna Felicetta Cosentino e poi tu leggi quella di Emanuele Rotiri. Sì. Ciao Roberto. Aspetta. Roberto, abbiamo letto la tua poesia, se tu riesci ad entrare la vieni a leggere tu e ce la spieghi. Allora, Anna Felicetta, vorrei una giornata con te, litigare per niente, abbracciarti forte, raccontarti tutto quello che ho capito grazie a te. Grazie per essere stata mamma e papà, senza mai arrenderti. Ecco il discorso che facevamo con Tatiana. Allora, la poesia di Manuela è una di quelle che era molto lunga, ma la leggiamo lo stesso. Cara mamma, ti scrivo perché purtroppo da quando sei partita non abbiamo avuto altro modo di parlarci. Eppure mi sembra ancora di sentire la tua voce, quando ho bisogno di un consiglio o quando so già cosa avresti detto in una determinata situazione. So che anche se siamo lontano, sei sempre vicino a me e più passano gli anni e più mi scopro a comportarmi come avresti fatto tu. Sei felice di questo? Meno male, sono stata una figlia ribelle e ti ho fatto penare. Ma i tuoi insegnamenti sono rimasti segno che il tuo lavoro l'hai fatto bene. Immagino che il papà ti organizzerà una grande festa, ti porterà i tuoi fiori preferiti e ti dirà auguri mamma. Beh, Manuela, ecco, ha espresso l'amore che si è perso, no? La mamma che va via. Allora, Roberto dice che era in auto, comunque Roberto noi l'abbiamo letta. Corrado Dolce, ciao da Palermo. Mario Tripoli da Napoli, buonasera da Napoli, buonasera Mario, ho trovato un mio compaesano, Milena. Beh, eravamo un poco siciliani e adesso arrivano anche i nostri amici napoletani. Intanto ci seguono un po' da tutti. Allora, Cristoforo De Vivo, ho chiesto a un poeta di scrivere l'amore, ho chiesto a un pittore di ritrarre la bontà, ho chiesto a un regista di filmare la dolcezza, ho chiesto a un musicista di comporre la bellezza. Ho pensato che ne uscisse qualcosa che non c'è, invece mi sbagliavo, cara mamma, perché ne sei uscita te. Roberta Alberti, benvenuta. Ciao Roberta, buonasera Roberta. Buonasera, scusate sono in macchina, però desideravo esserci. Dai. Vuoi leggerci tu? Vuoi che leggiamo noi Roberta? Dici tu. Come volete, leggete voi. Perché No, se stai guidando è meglio che leggiamo noi Roberta. Aspetta che la trovo. È bello quando gli autori vogliono esserci anche se sono in mezzo a una strada. Ci capita spesso, Anna, no? Di avere autori che sono sull'autostrada. Sì, abbiamo fatto, dai, live durante anche sull'autostrada. Milena, leggiamo questa di Roberta, aspettiamo che lei si riconnette.
Aspettiamo che si Ecco. riconnette, intanto leggi Ecco. Angela Silvestri che scrive. Ok. Allora, purtroppo ancora oggi ricordare mia mamma significa anche risentire un gran dolore per il modo in cui è morta, con un cancro al rene inoperabile. Il destino è stato davvero ingiusto, penso, perché ti ha tolto la famiglia a cui più di tutto tenevi ed amavi. E cioè, Angela, perdere qualcuno di caro come la mamma è sempre un forte dolore. Poi in questi momenti ancora di più. Dai, Roberta, leggo io in modo che tu guidi. Che dici? Sì, leggi tu. Ok. Mamma. Guarda la strada, non ti distogliere, vai. Si baciano le labbra dell'infante nell'intonare la parola primordiale mamma. Il suono commuove il cuore dell'eterno amore, il bimbo sorride e ripete il canto come un usignolo. La mamma ricorderà quell'attimo immortale, al seno stringerà l'infante. Beh, Grazie. Grazie a te. Grazie. Anche Roberta non è la prima volta che partecipa ai nostri contest e scrive delle cose veramente molto profonde anche in altri contesti. Quindi grazie Roberta per esserci sempre. Grazie Roberta, Tra grazie. l'altro ho vinto, credo che abbia vinto anche lei la copertina di Evoca. Ciao cara. Ciao ciao. Allora Anna, chiediamo a Donato se c'è qualche altro autore, se no proseguiamo a leggere. Vorrebbe entrare Roberto, no? Donato, se puoi fare entrare Roberto. Intanto Anna, che dici di leggere Maria Rosa Cucudda? Sì, la stavo vedendo, è bellissima secondo me, anche se è un po' lunga la leggo, perché è bella. Ancora ti vedo, madre. Dai gioiosi stanchi occhi scivolava a forte gettito amore per le creature che innanzi ti si ponevano. Calde le mani tendevi a chi con filo di dolore il cuore aveva cucito. Mai la fede perse vigore, le perle del rosario ovunque e in ogni istante tu le facevi. Mentre coi cieli accesi al rombo della tempesta innalzavi al Signore profonde orazioni. Poco per te imploravi, sempre per gli oppressi paradina. Operavi nascosta, di niente ti adornavi, se non di tenerezza e altruismo. Spiritualità, famiglia, lavoro erano i tuoi pensieri, e ciò in eredità hai tramandato. Senza frastuono una mattina d'inverno hai preso il volo, dove da tempo qualcuno ti attendeva. Grazie, dolce madre, anche per avermi trasmesso il tuo estro poetico. Sarda a metà perché di padre napoletano, ma amante della Sardegna più che mai, a mia madre e a tutte le mamme del mondo. Grazie, grazie davvero, Maria Rosa. Leggo la frase di Anna Maria Pagliei, la mia mamma, l'aria che respiro. Questa credo che sia la più breve, Anna. È la più intensa forse, è la più colma. La mamma è l'aria che respiro, più di questo forse. Davvero. Con me, cioè, ha lasciato un verso così. Poi abbiamo Luisa Colombo, Anna. Sì, la sto cercando. Tu ce l'hai a portata di mano, se ce l'hai leggi tu. Sì, la leggo io. La leggo io. Ok. Luisa Colombo, mamma, sei la luce che illumina le tenebre del mio cammino, sei la persona che mi ha donato la vita e il coraggio di osare e di credere in me stessa. Beh, a Luisa facciamo i nostri auguri perché la sua mamma credo che abbia 90 e qualcosa di anni e lei se ne prende cura, quindi anche questo è un grande atto d'amore. Vero, è vero, è vero. Allora, Roberto, dove sei finito che volevi entrare? Allora, Anna, controlliamo se ne abbiamo dimenticato qualcuno. Quello sto guardando. Non ci accuseranno di non aver letto. Allora, penso che c'è, se la trova Esuvia di Cicala. Maria Moro abbiamo letto. Questa signora messa già letto. Intanto Donato, se ci sono altri commenti, mettili sovraimpressione che li leggiamo. Ok, Esuvia di Cicala. La mamma è una carezza che resta anche da lontano, una luce silenziosa nelle stanze del cuore, l'amore che resiste anche quando tutto tace e accompagna ogni nostro fragile inverno. Beh. Alessandro Mancini, buonasera da Termoli. Bene, penso che abbiamo letto quasi, penso tutte, perché ho sfogliato Roberto, di nuovo. sono qui. Roberto, se sei qui e Donato dovrebbe vederti. Ricordati il secondo clic, Roberto, entra in studio. Donato,
darci qualche notizia di Roberto. Non c'è. Se lui ci vede vuol dire che non ha completato la procedura, deve comunque cliccare come hai detto tu. Secondo Endra, se no non lo Roberto. vedo, non possiamo vederlo. Allora, altri commenti, Anna? Adesso abbiamo una marea di commenti di Roberto. Sì, perché Roberto è un esperto di TikTok, non dei social un po' particolari. È vero. E insomma, allora Milena, che vogliamo ancora dire? Tutti, Anna, abbiamo letto tutti? Sì, no, ho letto tutti, ho controllato di nuovo. Cosa vogliamo ancora dire? Cosa vogliamo dire, Anna? Che il prossimo contest credo che insomma parteciperanno di nuovo in tanti. Giacomo dice un saluto da Salerno. Ciao Giacomo, Salerno vicino a casa mia, poco lontane da Napoli. La costiera salernitana, la costiera sorrentina sono attaccate proprio da un filo, quindi luoghi bellissimi. Allora Anna, mamma mia, ok. Questo leggo io, però volevo dire, Angela, ho letto anche io questo post di Roberto Saviano, diciamo che è stata un po' una pugnalata allo stomaco, vabbè. Ho letto un post di Roberto Saviano in cui si accusava che con la sua nascita ha probabilmente cancellato i sogni e la carriera che sua mamma avrebbe potuto fare se non avesse avuto 2 figli. Ecco, ancora oggi purtroppo per me molte donne la maternità non viene aiutata ed accolta dalla società. Pochi ancora sono i servizi per l'infanzia, al sud particolare. Resta però secondo me sempre importante ed emozionante il tema della maternità. Grazie a voi per aver attraverso i meravigliosi versi di... E poi non continua perché penso che il messaggio si sia spezzato. Sì, perché non lo mette per lungo. Angela, sai, io ho letto pure una cosa... Un saluto da Lecce, grazie Simona. Ha detto che lui chiede scusa alla sua mamma perché se lui non fosse nato, nonostante non abbia scelto lui di nascere, forse sua madre non avrebbe sofferto. E io credo che una mamma, anche non è il caso di Roberto Saviano, ma anche il peggiore dei figli, una mamma, il figlio è sempre il figlio. Quindi vorrei dire proprio a Roberto questo, credo che sua madre, come le nostre madri, lo ha amato e lo amerà sempre comunque. E non credo che gli abbia da rimproverare, perché la scelta di essere mamma è stata sua, ecco. Quindi una donna rinuncia anche alla propria carriera, alle proprie cose, per amore di figli. Buonasera da Foggia, ciao Valentina. Roberto di Salvatore, secondo me sei tu che non riesci ad entrare, se non diciamo proprio apertamente. Allora ho dato direttive. Anna, sai, a volte, no, quando magari uno inizia a costruirsi una vita, non pensa di avere un figlio subito, però poi arriva. Quindi all'inizio non è vero che i primi 2 anni di vita del figlio la mamma deve essere presente, perché altrimenti non c'è quel contatto che sia stretto. Questo lo dico anche come esperienza. A volte i genitori lavorano, lasciano i figli ai nonni. Io sono una di queste, cresciuta con i nonni. L'affetto che si crea i primi 2 anni è un po' diverso con quello che si ha poi con i fratelli, che comunque crescono con i genitori fin dai primi giorni. Quindi i genitori fanno veramente delle scelte che possono essere quello di spezzare un po' la loro vita quotidiana, dedicarsi al figlio, quello di proseguire entrambe le cose, anche perché a volte insomma non si può fare a meno di lavorare. Certo, non tutte le famiglie possono appunto, ma anche perché una donna può scegliere anche appunto la propria carriera, il proprio lavoro. Però ecco, avere un figlio è una responsabilità, quindi è del tempo che noi sappiamo che dobbiamo dedicare a loro, no? L'educazione dei figli, in primis dei genitori, soprattutto della mamma, no? Non per i nonni, non i zii, non la scuola, tutti aiuti che vengono da fuori,
ma in primis deve esserci il genitore, la mamma, perché un figlio, ecco, il carattere, il modo di amare lo impara da noi. Quindi... Anna, ormai siamo alla fine della live, Roberto al solito insomma non è riuscito ad entrare, però adesso che abbiamo letto questi meravigliosi versi e dei meravigliosi commenti, oggi c'è la scelta anche di non divenire madre, però sappiamo tutti che essere madre a volte non significa generare un figlio, ma è prendersi cura di altri bambini o anche dei genitori stessi. Quindi si è madre in qualsiasi momento della vita, anche nel momento in cui si decide di curare una famiglia, magari che si trova in difficoltà. Perché è amore. Comunque io conosco alcune persone che non hanno mai avuto figli, eppure hanno amato bambini che hanno adottato, oppure semplicemente bambini bisognosi come fossero figli propri. Quindi madre non significa partorire, madre significa amare, e quindi quello lo puoi fare anche se tu non hai generato fisicamente, però se riesci ad amare e creare un rapporto con qualcuno hai generato amore. Quindi grazie Donato, e penso che siamo agli sgoccioli. Donati, vuoi entrare per salutare? Donato entra, che salutiamo tutti e tre insieme. Eccoci qua. Eccoci qua. No, allora, che dire, io intanto ringrazio te Milena, come hai detto tu prima, ovviamente la nostra Anna è di casa e mi ha fatto piacere che molti dei nostri hanno partecipato a questo contest, però purtroppo causa magari lavoro, causa internet o collegamenti vari, non tutti sono riusciti a collegarsi. Magari la prossima volta o ci organizziamo con un po' più di tempo, dando più diciamo tempi più giorni di preavviso, di modo che magari uno riesce anche a provare a collegarsi anche con più facilità, ecco. Che dire, siete state bravissime, è stata un'ora godibilissima, scorrevolissima, e quindi è stata come una puntata si può dire a reti unificate, no? Poi alla fine è stato così. E nel frattempo arrivano gli ultimi commenti. Roberto Di Salvatore dice infatti non so, puntata arricchente, ecco, grazie. E quindi grazie a tutti quelli che sono collegati, a quelli che si stanno collegando, a quelli che per ovvie ragioni vi seguiranno anche in differita per ovvie ragioni, come abbiamo detto. La puntata è stata trasmessa, dicevo, sia sui canali di Officina Mediterranea, Facebook e YouTube, sia sui Facebook e YouTube di Milena Bonvissuto e sia sulla pagina di Anna Valente. Quindi avete modo di riguardare la registrazione, sapete benissimo che su YouTube la registrazione resta per sempre, mentre purtroppo Facebook li annulla dopo 30 giorni. Però abbiamo i canali YouTube che sono, tutte le dirette sono indelebili. Noi oramai credo che siamo quasi a circa 750 live in totale come Officina Mediterranea, per cui è un canale YouTube che piano piano sta crescendo da solo, quindi ci dà soddisfazioni. E io vi ringrazio, se volete salutare anche voi vi do la parola. Io Donato ringrazio te intanto per aver gemellato il nostro contest. Io porto i saluti della direttrice Giuseppina Tesauro di L'Epoca Culturale, grazie anche per il programma Autori in Live, e ringrazio Anna per accompagnarmi in questi contest, perché ormai con lei c'è una grande affinità. Io dico sempre che per lavorare bene bisogna costruire reti, perché gli autori non camminano da soli, gli autori hanno bisogno di altri autori. Benissimo, Milena, certo. Donato, scusami, continua Donato, dici. No, volevo soltanto aggiungere che proprio uno dei progetti di Officina Mediterranea è proprio di creare anche questi festival culturali che stiamo facendo, proprio anche per valorizzare, perché sono festival, almeno come l'abbiamo organizzato noi, abbiamo visto anche quello di Matera l'anno scorso, che è stato veramente, siamo riusciti a portare a Matera 137 finalisti, che non sono pochi, di tutte le categorie, con tutti i familiari, e la cosa bella che, come sapete, molti
molti concorsi, no? I vincitori vengono avvisati prima. Noi invece non abbiamo mai svelato il podio, abbiamo invitato tutti i finalisti, il podio è stato svelato quel giorno lì, essendo poi sotto Natale, essendo quindi, potete immaginare, l'emozione è stata doppia, tripla, per tutto il contesto, e poi c'era Matera vestita da Natale, per cui potete immaginare, allora è stato bellissimo, per cui faremo così per tutti i contest che stiamo facendo, i nostri festival, e sono... poi ti do la parola così approfitto. È in chiusura questo concorso che scade il 31 maggio con doppio tema: a Lago Pesole dedicato a tutti i temi sociali, inclusione e sport, a Melfi è dedicato alla figura storica di Federico II, perché in entrambi i luoghi ci sono i castelli di Federico II e l'inclusione, diciamo, è il filo conduttore di tutti e due i festival. Poi tutti i nostri concorsi sono già caricati tutti e 4 sulla nostra pagina, sul nostro sito internet www.officinamediterranea.org. Questo invece è quello di Foggia, che scade a novembre, che è stato prorogato, è dedicato all'aberrazione dell'intelligenza artificiale, quindi categorie per quanto riguarda tutte le categorie, ma con il tema di scienza, fantascienza e fantasy. Poi gli ultimi 2 arrivati, queste di Partenope Noir a Napoli, giallo, mistero, thriller e realtà invisibile nei labirinti dell'anima, quindi magia, esoterismo, tutto quello che volete. Poi Napoli si presta a questi tipi di argomenti, per cui anche questo vedrà, diciamo, la premiazione. Questo scade il 30 agosto, la premiazione è il 15, 16 e 17 ottobre, prevista anche la collettiva d'arte. E poi l'ultimo arrivato è questo di Alba Adriatica, quindi siamo in Abruzzo. C'è anche la categoria musica, e in questo caso qui il tema è abbastanza vasto, che raccoglie tutti i generi, che è Mediterraneo, che il Mediterraneo può essere inclusione, ponte tra i popoli, ponte tra le culture, tutto quello che volete. Questo invece scade a fine luglio e la premiazione è 18, 19 e 20 settembre ad Alba Adriatica. In questo caso abbiamo avuto già la fortuna di trovare delle strutture ricettive per i nostri ospiti, cui ci faranno dei prezzi veramente di favore, ma di questo poi ve ne parleremo nelle prossime puntate. A te, Anna. No, niente, Anna, fai gli onori di casa e chiudi tu. Volevo ringraziare Donato per questa opportunità, ringrazio Milena per avere sempre un pensiero per me, e ringrazio tutte le persone che ci hanno seguite. Ci si seguirà poi, come dice il nostro amico Andrea Enzolini, e soprattutto grazie a tutte le persone che partecipano con amore a queste iniziative. Come ha detto Milena, se si fa rete, forse qualcuno di noi ha il tempo di dire la sua, ecco, può raccontarsi. E soprattutto grazie a Epoca Culturale per questi bellissimi contest. E niente, signori, alla prossima, sperando che ci sia sempre tra di noi. Buonasera a tutti.